Delitto di Marano Vicentino, in queste ore la decisione del giudice per la convalida del fermo del 43enne accusato di aver ucciso l'ex moglie a colpi di pistola. Ieri la svolta delle indagini del RIS di Parma in quello che era sembrato un suicidio, in paese lo shock dei residenti. Tragedia del Molinetto della Croda, la sentenza del processo con rito abbreviato nei confronti dei 4 imputati è previsto per il prossimo 8 gennaio. Batterio killer a Treviso sono una decina, i casi sotto controllo, persone sottoposte all'intervento di cardiochirurgie che hanno manifestato i primi sintomi. 56enne appassionato d'armi muore a Verona e quando i familiari entrano in casa per rimettere ordine trovano un vero e proprio arsenale detenuto illegalmente, interviene la polizia. Ieri sera a 20:10 la montagna devastata, un mese dopo, collegamento con il sindaco di Rocca Pietro e ora dice ci spaventa la burocrazia e rilancia l'appello agli imprenditori, adottate un sito del nostro comune. Preside di una scuola di Favara non aderisce al progetto dei presepi finanziato dalla regione, la dirigente sotto attacco si difende, avrebbe comportato l'uso in più di personale che non abbiamo. Raccontare sul campo alle giovani generazioni cos'è stata la grande guerra tra Piave e Grappa, il progetto degli alpini di paese rivolto agli studenti del comprensorio scolastico più grande del Veneto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, torniamo a parlare del delitto di Marano Vicentino, da ieri è diventato un delitto con la svolta che avevamo raccontato dovuta grazie anche alle indagini del RIS di Parma che ha trasformato quello che era sembrato un suicidio in realtà in un omicidio, la morte di Anna Filomena Barretta trovata il 20 novembre della sua abitazione uccisa da un colpo di pistola alla testa, dall'ipotesi del gesto estremo della donna il colpo di scena con il fermo dopo un lungo interrogatorio dell'ex marito della vittima Angelo Lavarra, 43enne, guardia giurata, i due erano separati ma vivevano ancora sotto lo stesso tetto. A portare, come abbiamo raccontato, questa misura restrittiva, i rilievi effettuati dal RIS di Parma che hanno parlato di una scarrellata della pistola e quindi sarebbe stato impossibile per la donna suicidarsi in questo modo. Ecco, è attesa in queste ore, nelle prossime ore, la decisione del GIP che sarà chiamato a valutare questi elementi probatori raccolti ed eventualmente a convalidare il fermo di Angelo Lavarra. Tutto questo mentre in paese c'è lo shock di una comunità per chi conosceva, ma anche per chi non conosceva questa coppia, anche dopo questo colpo di scena investigativo. Non lo so, guardi, io non li conosco, cioè non ho... però. Sì, devo andare, mi spiace. Io non commento. No, per carità. I vicini dicevano proprio che non si aspettavano, non facevano pensare ma le persone. Nessuno lo diceva, che sappia io, che senta, perché il poco che sa nessuno diceva una cosa del genere. Subito somigliava che fosse stato successo che la sia uccisa, però adesso sei proprio... Certo che se fosse stato il marito sarebbe... sono cose, non capisco più niente. Sono notizie che ti lasciano sempre sbalordito perché dici ma quel signore là o quella signora là l'ho vista l'altra settimana o cosa, mi sembrava tranquillo e dopo si sentono queste cose qua. Qualcuno tenta di razionalizzare e dare una spiegazione. Sei talmente tirato tra conti, cose da pagare, che la gente arriva a un certo punto che non perde la testa, cioè non riesce più a stare nella realtà. E quindi arriva il gesto estremo, secondo me quasi inconsapevolmente. A Marano una storia così, no? Strana. Con Marano una roba del genere, a mia memoria, non vi ho mai viste. È una tragedia, ma non saprei dirle più di così, nel senso purtroppo può capitare qui come in altri posti. Non è che ci tocca di più o ci tocca di meno, ci tocca comunque. Un pensiero poi viene rivolto alle figlie della coppia. Le condoglianze per i familiari più che altro, perché è una cosa, sì, non ti aspetteresti mai. Ed è veramente un problema grande, sinceramente, le figlie sì. E non saprei cosa fare, io spero che ci siano dei parenti, qualcuno che possa aiutarli in qualche maniera. Da una tragedia a un'altra completamente diversa e rimasta nella memoria, quella del Molinetto della Croda, siamo nella Marca trevigiana Are Frontolo, la sentenza del processo con rito abbreviato è previsto per il prossimo 8 gennaio. È attesa per l'8 gennaio la sentenza del processo con rito abbreviato nei confronti dei 4 indagati, un geologo, 2 architetti e il presidente della Proloco, per la tragedia del Molinetto della Croda, dove il 2 agosto del 2014 il torrente Lierz, ingrossato
Da un'improvvisa ondata di maltempo tracimò, investendo il tendone dove in quel momento era in corso la festa degli Omi. 4 persone persero la vita trascinate dall'acqua e dal fango: Fabrizio Bortolin, Maurizio Lot, Giannino Breda e Luciano Stella. Disastro colposo e omicidio colposo, le ipotesi di reato a vario titolo nei confronti dei 4 indagati. Per il consulente nominato dalla GUP, Angelo Mascolo, le precipitazioni di quel 2 agosto che provocarono lo straripamento del torrente furono un evento imprevedibile. Diversa la posizione del sostituto procuratore Mara De Donà, secondo la quale nell'area del Molinetto mancava una segnaletica che avvertisse del potenziale pericolo in caso di abbondanti piogge e che la zona non era stata segnalata come a rischio idrogeologico, questione quest'ultima contestata dalle difese. I 4 imputati hanno sempre espresso la loro totale estraneità ai fatti contestati. L'8 gennaio la sentenza del processo. Solo in questa data la famiglia di Maurizio Lot deciderà se confermare o meno la propria costituzione come parte civile. Ed ora il caso del batterio Killer. La situazione a Treviso parla di una decina di casi sotto controllo, persone sottoposte all'intervento di cardiochirurgia che hanno manifestato i primi sintomi. Intanto a Cafoncello è stato attivato l'ambulatorio specifico per seguire questi pazienti. A Cafoncello questi sono giorni difficili, così come in tutte le cardiochirurgie del Veneto. Sono decine e decine le chiamate che arrivano all'ULS 2 marca trevigiana, anche dalle altre aziende sanitarie. Il batterio Killer fa paura. I dati parlano di circa 10.000 pazienti operati nella nostra regione, potenzialmente interessati e che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici. A Treviso, per il momento, sono sotto osservazione una decina di casi, persone che hanno manifestato i primi sintomi come la febbricola costante. Abbiamo aperto un ambulatorio, è partito il 26 di novembre e noi abbiamo dato una fascia oraria di 3 ore pomeridiane per ricevere telefonate dalle persone. Riceviamo circa 30-40 telefonate al giorno. Il dottor Scottoni e i suoi collaboratori sono loro che direttamente interagiscono con le persone. Stiamo tranquillizzando molte persone, una decina di casi all'oggi li andremo a vedere e valutare. Quello che ormai è stato ribattezzato il batterio Killer era presente in uno strumento di cardiochirurgia, un batterio che ha provocato 16 casi di infezione, di cui 14 in Veneto con 6 decessi. Oggi a Padova si è riunito il gruppo tecnico della Regione Veneto. Attendiamo le linee guida regionali e le indicazioni della Regione per poi casomai proseguire sulle indicazioni regionali e verificare a più ampio spettro le persone che in quel periodo hanno fatto un intervento. I pazienti riceveranno una scheda informativa contenente le informazioni sui sintomi e le indicazioni dei numeri di telefono da contattare per qualsiasi evenienza e per gli eventuali approfondimenti clinici necessari. Tanta ovviamente la preoccupazione per i pazienti. Sì, c'è tanta preoccupazione, devo ringraziare il dottor Scottoni e i suoi collaboratori perché stanno veramente dando, come dire, fiducia alle persone e mettono tranquillità alle persone, perché effettivamente noi speriamo che i casi siano veramente molto ridotti. Il gruppo tecnico inoltre ha spiegato anche che i macchinari presenti nelle cardiochirurgie di tutti gli ospedali veneti sono già stati messi in sicurezza e in alcuni casi sostituiti e che la Regione Veneto si sta tutelando nei confronti della ditta produttrice. Un arsenale di armi, munizioni ed esplosivi è stato scoperto dalla polizia nel garage di un veronese, cultore ed appassionato di armi da fuoco, morto all'età di 56 anni. Quando i congiunti hanno fatto ordine nella camera da letto del deceduto, hanno trovato 3 pistole, avvertendo subito del rinvenimento la polizia. Gli agenti hanno recuperato le armi sequestrandole perché avevano le matricole a brase. Controlli più approfonditi sulla persona deceduta hanno evidenziato che a suo carico c'era un provvedimento di divieto di detenzione di armi emesso dalla prefettura. Così ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta nel garage dell'uomo di un arsenale di armi, munizioni ed esplosivo, tra i quali un razzo per bazooka americano, mine antiuomo e numerose bombe e detonatori. Su ordine dell'autorità giudiziaria tutto il materiale è stato distrutto, a eccezione delle 3 pistole con le matricole a brase, allo scopo di risalire alla loro provenienza ed eventuale illecito utilizzo. E restiamo a Verona, ma non per parlare della cronaca, andiamo sul sito dell'Arena di Verona perché poco fa ha parlato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trova a Verona per l'inaugurazione dell'anno accademico universitario. Ovviamente ne parleremo questa sera approfonditamente nel corso del nostro telegiornale del Veneto. Ecco, una parte del suo discorso è stata dedicata, come vedete, alla questione dei migranti. Mattarella ha detto: le migrazioni sono un fenomeno perenne nella storia, non è di carattere emergenziale ma strutturale.
è una delle grandi sfide che devono affrontare l'Europa e il mondo. L'Italia, ha detto, ecco un riferimento anche importante, è stata lasciata sola su questo fronte. Quello che chiede da anni è che l'Unione Europea assuma in maniera concreta il governo di questo problema. Va governato e non ignorato per non essere travolti. Richiede una responsabilità collettiva. Questo ha detto il Capo dello Stato, richiamando quindi ai doveri l'Europa e parlando di una Italia lasciata sola. Come vi dicevo, ne parleremo ampiamente questa sera nel corso del nostro telegiornale del Veneto. La cronaca adesso, torniamo alla cronaca con una donna, una 55enne, mamma di 2 figli, che dopo 3 giorni purtroppo di agonia è morta in seguito a un incidente stradale. Non ce l'ha fatta e 3 giorni dopo l'incidente è morta in ospedale a Padova la donna romena di 55 anni che viveva con la famiglia a Borgorico e che lascia il marito e 2 figli. Il terribile schianto era avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, quando la donna, alla guida della sua minicar, si era scontrata con l'auto condotta da un 59enne di Santa Giustina in Colle. L'uomo e la figlia, che era a bordo con lui, sono rimasti illesi, mentre la donna era rimasta schiacciata nella sua vettura, tanto che i vigili del fuoco avevano lavorato a lungo per estrarla dalle lamiere prima che il SUEM la trasportasse in ospedale, dove era arrivata in gravissime condizioni e dove è espirata nelle scorse ore. La famiglia ha deciso di donare tutti gli organi della donna. A Favaro Veneto adesso siamo in terraferma di Venezia, in terraferma Mestrina, con il caso, la polemica per un presepe, chiamiamolo così, negato a scuola, anche se la dirigente si difende da questa accusa. Ci racconta quanto sta accadendo in queste ore a Favaro Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Favaro Veneto, dove la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Elisabetta Pustetto, è stata accusata dal consigliere Fucsia della municipalità Alterno per non aver aderito al progetto di realizzare il presepe all'interno degli istituti finanziato dalla Regione Veneto. Aderire al progetto avrebbe comportato una mole di lavoro in più per la segreteria che, essendo sotto organico, non sarebbe riuscita a svolgere, ha replicato immediatamente la preside. Ma a Favaro la vicenda legata alla presenza dei presepi nei plessi scolastici sta comunque facendo discutere parecchio. C'è infatti chi critica la scelta della dirigente perché ritiene che la rappresentazione della natività debba necessariamente essere presente all'interno degli istituti scolastici, mentre chi trova che sia inopportuno fare il presepe nelle scuole dal momento che c'è una popolazione scolastica interreligiosa. L'argomento comunque ha dato luogo a molte prese di posizione, naturalmente anche da parte del mondo politico, e alcune particolarmente pungenti, come quelle del deputato leghista Alex Bazzaro. Se qualcuno ritiene di favorire i nostri bambini negando le tradizioni e la nostra cultura, ha detto, deve cambiare mestiere, e se qualcuno si sente infastidito dai nostri simboli di Natale può sempre tornare da dove è venuto. Di altro tono invece sono i commenti di Don Enrico e Don Lionello, i parroci di Dese e Tessera, che ricordano che il presepe non è contro nessuno e che la cultura di non apertura verso gli altri non è affatto costruttiva. Da Favaro è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Il tema sicurezza adesso da Treviso. Perché da Treviso? Perché nel decreto sicurezza, come sapete, c'è anche la possibilità per l'utilizzo del taser anche per le polizie locali dei comuni capoluogo, e su questa decisione c'è un ruolo fondamentale da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte. La Polizia Municipale presto avrà in dotazione i taser. A stabilirlo un emendamento al nuovo decreto sicurezza richiesto dal sindaco di Treviso Mario Conte. Insomma, non solo i comuni sopra i 100.000 abitanti, ma anche i capoluoghi di provincia ora rientrano nel maxi piano voluto dal ministro Salvini. Il ministro ha infatti modificato il testo accettando la richiesta del sindaco trevigiano. Per noi questo significa dare maggiori strumenti ai vigili urbani, spiega il primo cittadino. Dall'inizio del 2018 ben 12 agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche perché aggrediti durante il turno di lavoro. Ma se da una parte Treviso ha chiesto ed ottenuto la possibilità di dotare la polizia municipale del taser, la pistola elettrica che stordisce il soggetto colpito, dall'altra però il comune è stato escluso dai contributi per la videosorveglianza. Insomma, per ora nessuna telecamera in più, anche se Conte non intende rinunciare. Ci saranno altri finanziamenti, dice. Sul fronte sicurezza, da gennaio a Treviso, intanto arriveranno altri 6 vigili e nuovi equipaggiamenti. La montagna devastata, un mese dopo, ieri sera di questo si è occupato 20:10 con un collegamento con il sindaco di Rocca Pietore, il comune simbolo della montagna devastata, per capire un mese dopo cosa è cambiato e quali sono le prospettive per il futuro. Allora sentiamo alcuni passaggi di quanto ha detto il sindaco De Bernardin ieri sera a 20:10.
ci vorrebbero 100 anni se dovessimo puntare solo a sistemare le cose con il nostro bilancio comunale che è attorno ai 5-6 milioni all'anno. Un bilancio ordinario di un comune di 1200 abitanti o poco più, insomma, perché invece io conto molto su una macchina che si deve mettere in moto a livello statale, regionale, ma anche oggi ho fatto una provocazione sulla stampa dicendo: perché gli imprenditori con una certa possibilità economica non adottano un sito dolomitico, visto che siamo patrimonio mondiale dell'umanità, visto che riuscirebbero anche ad avere un certo ritorno mediatico, un certo ritorno anche di immagine sulle loro aziende, adottare un sito, e mi vengono in mente i miei, sempre parlo per il mio comune, i serrai di Sottoguda. Sarebbe un'idea, assieme a un contributo pubblico, unire anche un contributo privato, cosa che ci permetterebbe probabilmente di accelerare anche i tempi di ristrutturazione dei nostri siti. Ma c'è anche il lago di Alleghe che versa in condizioni pietose, lago di Alleghe che è in mezzo in comune di Roccapietore e che ci preoccupa non poco, perché è un patentino da visita, è un biglietto da visita importante per tutta la vallata dell'Alto Cordevole e dell'Alto Avordino. Cosa la spaventa di più? A me spaventa di più adesso la burocrazia, ho grande fiducia nel commissario che è il nostro governatore, ho grande fiducia anche nei soggetti attuatori che ha nominato, in quanto sono tutte persone che dirigono gli enti preposti per fare i lavori, quindi Genio Civile, Veneto Strade, eccetera, eccetera. Mi fa paura la burocrazia all'italiana, perché sappiamo bene che essere una macchina marchingegnosa e lenta spesso inamovibile. Io credo che il Veneto anche in questo caso possa dimostrare di essere in grado di muoverla nel miglior modo possibile. Adesso una notizia che riguarda gli spostamenti. Le segreterie regionali venete dei principali sindacati infatti hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale Trenitalia del Veneto dalle 9 alle 17 di domenica 2 dicembre. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza. Per i treni regionali in Veneto e nelle regioni limitrofe potranno quindi verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque, dice Trenitalia, le relazioni a maggior traffico di viaggiatori. L'agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, quindi informatevi ovviamente su quello che potrebbe essere l'orario o meno dei vostri treni domenica 2 dicembre. Adesso la riforma delle banche di credito cooperativo, ne stiamo parlando da tempo con gli scenari che possono evolversi nei prossimi mesi. Allora sentiamo l'analisi del noto economista Giulio Sapelli su questa situazione. La riforma prevista per le banche di credito cooperativo con la loro conversione in un'unica banca a respiro nazionale continua ad essere al centro della discussione nel mondo economico, di cui il professor Sapelli è un importante storico conosciuto a livello nazionale ed internazionale. Editorialista ed autore di numerosi libri, Sapelli è un profondo conoscitore anche della cooperazione. Questa è la sua lettura di quelle che potrebbero essere le conseguenze della riforma delle BCC. Una perdita di identificazione con una banca che diffonde fiducia. Naturalmente quello che è più preoccupante, questo è il frutto della deflazione e dell'aumento della povertà, il fatto che la società non sta più insieme perché non c'è fiducia reciproca. Un cambiamento della società che investe anche le realtà bancarie in Europa, ma non solo. Questo è frutto di una controrivoluzione ideologica, non ha nulla a che fare con l'economia, perché le piccole banche di credito rurale esistono in tutto il mondo. Ha fatto sì che soprattutto la Banca Centrale Europea e molte banche centrali europee si convincessero che il piccolo non è più sostenibile dal punto di vista bancario. Banche di credito cooperativo che potranno modificarsi, ma che secondo l'economista dovranno mantenere la loro identità. Molte sono convinto che riusciranno a resistere a questa crisi, non devono dividersi, devono continuare ad operare come banche cooperative, i gruppi dirigenti, i soci di queste banche non devono scoraggiarsi e devono appunto incrementare il loro controllo sui dirigenti e continuare a richiedere un comportamento cooperativo. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito.
E eccoci in studio in diretta, parliamo di eccellenza come la sanità in Veneto, dove la prima volta che un rene sano viene prelevato dal corpo di un donatore per essere trapiantato. Un intervento eseguito da un'equipe di chirurghi dell'azienda ospedaliera di Padova. A guidare l'equipe sanitaria al robot la professoressa Lucrezia Furian, accanto a lei la dottoressa Cristina Silvestre, due professioniste a capo di un intervento eseguito nell'azienda ospedaliera di Padova. Qui a una donna di 63 anni è stato espiantato un rene pronto per essere donato e affidato all'equipe del centro trapianti che lo stava aspettando in un'altra sala operatoria. La paziente sta bene ed è stata dimessa in pochi giorni, una tecnica che ha tutti i vantaggi della laparoscopia, minori percentuali di complicanze, eseguita da minore dolore post-operatorio e ha anche migliori risultati estetici, solo 6 cm la ferita, permettendo un recupero veloce per la paziente. L'elaborazione del software robotico infatti ottimizza la visione di vasi sanguigni di piccolissime dimensioni, permettendo di evitare anche il minimo sanguinamento, una tecnica affinata dalla professoressa Furiani in Belgio, eseguita per la prima volta in Veneto. Un'altra eccellenza è la neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Verona. La scuola universitaria ha 25 studenti in formazione, fiore all'occhiello il monitoraggio neurofisiologico dei pazienti durante l'intervento, è proprio la caratteristica principale. 2 unità operative, quella ospedaliera e quella universitaria, una scuola di tradizione, quella della neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Verona. Dal 1 novembre a dirigere l'unità operativa complessa della neurochirurgia universitaria il professor Francesco Sala. 800 gli interventi eseguiti ogni anno dalla sua equipe. 800 solo nella nostra unità operativa, in tutto l'istituto di neurochirurgia se ne fanno circa 2.500-2.400. È un'attività che abbraccia direi tutti gli ambiti della neurochirurgia, da quello oncologico a quello vascolare, al pediatrico, allo spinale, alla neurochirurgia funzionale stereotassica, all'attività di radiochirurgia stereotassica. E la nostra attività vede più o meno un 50% di pazienti che arrivano da fuori regione. Negli ultimi 15 anni la scuola veronese si è specializzata nella neurofisiologia intraoperatoria, tecnica introdotta tra le prime in Italia al Borgo Trento nel 2000. Fondamentalmente quello che noi possiamo fare è, nel corso di un intervento neurochirurgico al cervello, al midollo spinale, non solo utilizzare la neurofisiologia, cioè la stimolazione elettrofisiologica per orientarci nel vedere quali sono le aree più importanti, quelle da rispettare, quelle che invece possono essere in qualche modo violate per ottenere il miglior risultato chirurgico per il paziente, ma proprio possiamo monitorare online, cioè in maniera continuativa, vedere se le vie motorie, le vie sensitive, le vie visive funzionano e non vengono in qualche modo messe a repentaglio, danneggiate dal nostro atto chirurgico. Una cinquantina i colleghi da tutto il mondo che hanno visitato l'ospedale attirati dal monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, 3.000 i pazienti che sono stati operati e seguiti, tra di loro anche molti bambini. Ed ora parliamo di una lezione particolare ai ragazzi da parte degli alpini di paese. Tu per tu con chi qui ha sacrificato la propria vita su un fronte che non era nemmeno della propria patria. È stata solo una delle tappe della giornata di scuola sulla Grande Guerra che i ragazzi delle medie di paese hanno vissuto tra il Montello e il Piave. Il nostro progetto l'abbiamo chiamato Sentinelle della Memoria, cioè i giovani devono essere loro le sentinelle della memoria che portano avanti nel tempo i ricordi. Vivere per quanto possibile i luoghi e i segni per non dimenticare. Ecco perché questa non è stata solo una visita guidata o una lezione sul fronte, ma anche un contatto quasi diretto di questi ragazzi con la morte rappresentata da una lapide e da un papavero rosso. Un papavero rosso perché? Perché i papaveri, quando li si toglie dall'erba, muoiono subito ed è proprio come ha fatto questo soldato in guerra. Ma che senso ha fare una cerimonia del genere? Per me venire qua sul Montello è molto importante, perché volevo venire di persona qua a rivivere quello che hanno provato i soldati della Grande Guerra. Nella guerra non ci sono né vinti né vincitori, ma ci sono solo morti e quindi credo che bisogna essere amici di tutti quanti.
anche se sono morti. Cioè, mi dà molto dispiacere vedere tutta questa gente morta perché qualche persona voleva espandere i propri confini, i sovrani lo facevano solo per i propri interessi e non pensavano a tutte queste persone che sono morte. Un percorso per non dimenticare ciò che si potrebbe ripetere, ma anche per qualcuno è stata anche una scoperta familiare, tutta personale. Tu sei la prima nipote di un ragazzo del 99, cosa ti hanno raccontato di lui i tuoi genitori, i tuoi parenti? Che è partito e è andato in guerra e non avevano molte notizie di lui e poi per fortuna è tornato. Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Ore 13 fra pochissimo in diretta e poi questa sera 20:10 parleremo di Treviso, focus su Treviso a 6 mesi dall'elezione della nuova giunta, quindi a metà del primo anno di Mario Conte, le pagelle, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, cosa dovrà essere fatto, lo faremo con maggioranza e opposizione, quindi con Riccardo Barbisan della Lega e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere asciutto sul nostro paese ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata molto grigia. Il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, ma senza piogge degne di nota associate. Dal pomeriggio non si escluderà invece qualche schiarita soleggiata in più sui settori costieri. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Massime comprese invece tra 3 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino, cielo maggiormente coperto al pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto sui settori meridionali, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, ma senza piogge associate, più sole altrove. Temperature minime tra 0 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.